Nella seconda tappa dell'Umbertiade Casarzese è stato posto in luce un aspetto inedito del letterato, la passione per il cinema. L'evento è stato ospitato all'auditorium di Villa Sottanis a Casarza Ligure, il comune che custodisce nella frazione di Bargone le spoglie mortali dello scrittore nato a Lucca e deceduto a Roma. Umberto Fracchia è stato un protagonista del suo tempo, capace di abbracciare una vasta gamma di attività legate alla scrittura e alla letteratura. Indica una dimensione eclettica del personaggio che passa dai racconti d'Annunziani a un testo drammatico, a un resoconto di guerra e anche, abbiamo detto, a un libello politico. Finisce la guerra e Fracchia scopre un'altra passione, il cinema. Anche in ambito cinematografico Fracchia è stato capace di lasciare il segno in un'epoca in cui la scuola italiana del cinema era tra le più quotate del tempo. Riusciamo a percepire con chiarezza che lui nelle scelte delle storie e nell'attenzione della costruzione scenica si mostrava un regista all'altezza di questo termine e all'altezza della scuola italiana. Badate che in quel momento era davvero molto alta. A rendere omaggio allo scrittore e regista Fracchia alcuni volti noti del mondo della cultura contemporanea, lo scrittore, giornalista e attore Bruno Gambarotta ed il comico e cabarettista Maurizio Lastrico. Partito al chicchiricchio dello gallo, prevedo di pranzar su spiagge amate, ma entrato il maxi schermo scrive in giallo: lasciate ogni speranza quest'estate. Si lungo di vetture lo serpente, che quando giungeremo a nostra meta dovremo rinnovar bollo e patente. Ho cercato di edulcorarla, essendo anche sugli amici di Telepace, perché io amo, perché mia mamma è di Chiavari, quindi la vedevamo sempre. Infine i ragazzi del liceo Marconi del Pino, protagonisti non secondari dell'Umbertiade Casarzese, che hanno proposto la lettura di alcuni brani tratti da Scene e gente di campagna. Nere di fuliggine, spettinate, discinte in sordidi abiti, scalze, sempre affannate, sempre pronte a gridare e a lamentarsi, non sanno darsi pace. Sentendo la morte vicina, osano tutto, fino a chiedere il supremo conforto di una tazza di caffè o di una zolla di zucchero. Il prete segna sulla loro fronte una croce ed esse chiudono gli occhi per sempre.